E per il format Sport Support siamo a Genova. Ieri eravamo a Finale Ligure, qualche immagine del servizio di ieri, quindi con lo scambio delle bandiere che provenivano dal Principato di Monaco. Il nostro format Sport Support, come sempre, si occupa di sport, solidarietà e sostenibilità. Oggi con AISM e il Consorzio delle Pro Loco di Genova per la giusta causa, Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla, e il banchetto delle mele con appunto la raccolta fondi. Parola al nostro assessore. Buon pomeriggio a tutti, sono onorata di accogliervi qua nella nostra finale. So che siete partiti questa mattina da Monaco e proseguirete per Genova domani nel centro, quindi vi ringrazio perché è un bellissimo messaggio di speranza per tutti, importante per la nostra ricerca e anche per la sostenibilità delle nostre città per quanto riguarda la fruibilità di chi è magari disabile. Quindi vi ringrazio per essere così numerosi e per il messaggio importantissimo che state dando a tutti noi. Grazie per il vostro impegno. Grazie a voi per averci comunque invitato, siamo contentissimi, tra l'altro appunto quest'anno in collaborazione con l'AISM per la sclerosi multipla è una parte di supporto importante e quindi a questo punto adesso noi siamo qui per dare la parte del testimonial con la parte comunque della coppa dedicata al Consorzio Pro Loco di Genova, che ringraziamo Enrico Mendaccio, il Presidente, le magliette del Consorzio e abbiamo anche chiaramente questa parte di medaglia. Poi abbiamo una parte diciamo comunque di simbolo importante che arriva da Monaco, la Cristina, che passo appunto a lei la parola. Grazie a tutti, noi ovviamente veniamo da Monaco e io sono un po' a rappresentare come staffettista particolare che non abbiamo fatto una vera e propria corsa, ma è una corsa alla solidarietà. E volevo ringraziare l'Associazione degli Imprenditori Italiani a Monaco, che quindi seguiranno insomma tutto il percorso, perché hanno collaborato insomma con me, sono anche io un'imprenditrice di Monte Carlo, a questa bellissima iniziativa di AISM. E per noi è un grande onore averti anche qua, Cristina Montepilli, molto conosciuta anche lei. Vediamo un attimino questa bella parte, così facciamo una bella foto. Questo è un ricco bellissimo che porteremo al Consorzio della Pro Loco, guardate che meraviglia, grazie. E a questo punto, con la parte anche della bellezza delle nostre Miss Reginetta d'Italia, facciamo vedere anche la bandiera e ringraziamo ancora tutta la parte di finale, bellissima tra l'altro, finale Ligure. Grazie. Qui a Genova, Pegli, la bellissima Pegli, una giornata stupenda, banco dell'AISM, abbiamo anche una rappresentante della nazionale italiana calcio Miss, Michela, che ovviamente ringrazierà il nostro partner ufficiale della nazionale italiana calcio Miss. Un ringraziamento a Findustria. Di Gaetano Giuseppe, siamo ancora qui con AISM, sezione artiglieri di Genova, consigliere di Assoarma e referente di Assoarma Genova per il volontariato. Grazie per averci invitato in questo vostro corner per la solidarietà. A proposito di solidarietà, vogliamo parlare del volontariato. Allora, guarda, il volontariato secondo me è un'attività importantissima nell'ambito del panorama italiano, perché secondo me molte associazioni riescono a gestirsi grazie al volontariato. Noi come Assoarma, io come referente del volontariato di alcuni eventi tipo AISM oggi, AIRC, la ricerca contro il cancro, l'AIL per la leucemia, Teleton, la raccolta della colletta alimentare, sono tutte cose importantissime. Con piacere immenso noi come sezione e come Assoarma abbiamo deciso di dedicare parte del nostro tempo a questi eventi che riteniamo che siano importantissimi perché fanno veramente bene d'aiuto e di supporto a tutte le persone che ovviamente hanno questi problemi. E noi siamo molto ma molto sensibilizzati su questa cosa qua. Quando possiamo, siamo un sacco di associazioni all'interno di Assoarma
e copriamo qui noi il ponente, ma copriamo anche Genova, quindi la zona per esempio di via 20 settembre è un'altra zona che noi copriamo insieme ad altre zone quando riusciamo anche il Levante, quindi magari quarto, quinto eccetera, però quando possiamo più disponibilità possiamo dare più siamo contenti, questo è sicuro, e siamo veramente fieri di poter fare questa cosa con tutto il cuore perché lo ripeto, è importante, il volontariato, io lo sottolineo e lo dico anche quando ho possibilità di poter parlare, una delle leve più importanti che abbiamo oggi in Italia. Volontariato nostro, volontariato dei nonni, è un volontariato generale che però fa bene e ci vuole veramente, perché altrimenti molte associazioni non so quanto potrebbero andare avanti. Quindi quanti sono i volontari e le sezioni che fanno volontariato qui a Genova? Noi come artiglieri abbiamo 42 iscritti, e poi ovviamente c'è la sezione dei bersaglieri, la sezione dei carristi, la sezione dei fanti, la sezione dell'arma di aeronautica, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, bersaglieri l'ho detto, sì, e ce ne sono altre. Ma a proposito di bersaglieri, già che siamo insomma, in finale di questa intervista, vogliamo fare un saluto allora al nostro presidente di Assoarma, che è Lorenzo Campani, che dall'alto della sua veneranda età, che non dico, è sempre presente in tutte le manifestazioni che facciamo ed è veramente un veterano, perché lui è presidente di Assoarma veramente da una vita, ha un'energia pazzesca. Quindi lo salutiamo, ma facciamo anche un saluto, e questo lo faccio io, ma molto molto volentieri, al Consorzio delle Proloco di Genova, che in collaborazione con AISM quest'anno ha organizzato la staffetta Me la passi la mela. E vedremo. Allora, una bellissima, quando mi hanno detto me la passi, veramente avete trovato uno slogan meraviglioso e noi siamo contenti di avervi ricevuto e di aver rappresentato AISM, anche se non siamo direttamente gli interessati per questo evento, e grazie di essere stati qua e di averci dato modo di poter anche divulgare quello che è la nostra sezione, la nostra associazione di Assoarma. Allora Giuseppe Di Gaetano, me la passa la mela? Certo che la passo. Passo la mela. E voilà! Pegli, generale di brigata della riserva Repetto Luciano, vicepresidente di Assoarma Genova. Al di là del volontariato parliamo di altre attività di Assoarma. Sì, buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto precisiamo Assoarma è la raccolta, l'insieme di tutte le associazioni combattentistiche d'arma che raccolgono esercito, marina, aeronautica, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato. Per cui raccogliendo tutte queste associazioni possiamo permetterci di organizzare e di supportare queste attività di volontariato, ma di tramandare, perché questo è il nostro scopo, tramandare al futuro, ai nostri giovani, le tradizioni che sono specifiche di ogni associazione che riguarda bersaglieri piuttosto che alpini, trasmettitori, genieri, marinai e quant'altro. Pertanto facciamo, oltre a queste attività di volontariato, tutte le cerimonie che voi vedete sulle pubbliche piazze in ricorrenza di 4 novembre, 25 aprile, giornate della memoria, giornate del ricordo, 2 giugno e tutte le varie ricorrenze principali pubbliche sulla pubblica piazza, chiaramente organizzate dal comune o dalle prefetture, noi siamo presenti con i nostri labari, con le nostre bandiere, per dare testimonianza di quello che fu il sacrificio dei nostri predecessori, caduti e non caduti, che hanno prestato servizio prima di noi. Oggi come oggi il servizio di leva è stato sospeso, ma noi continuiamo sempre a professare la nostra attività, accogliendo tra le nostre fila tutti quelli che sono volontariamente disponibili per fare questa presenza che in altro modo sarebbe ormai venuta a mancare. Oltre a queste attività, pertanto, ci proponiamo il fatto di incontrare studenti presso le scuole, dove andiamo a rappresentare quelli che sono eventi storici avulsi da politica e da partitica. Perciò siamo avulsi da tutto questo e pertanto in maniera imparziale cerchiamo di tramandare tutto quello che fu il nostro passato. Questo è quanto ci siamo proposti, quanto riusciamo a ottenere con le nostre
esigue risorse, ma cerchiamo di portarlo avanti nel miglior dei nostri modi possibili. Generale di riserva Luciano Repetto, noi la ringraziamo perché avere tradizione, responsabilità, volontariato in un'unica parola, Asso Arma, è veramente un orgoglio italiano. Grazie ancora e grazie ancora ad AISM, ripetiamo. Grazie ad AISM che ci dà anche l'opportunità di stare anche noi in queste occasioni sul lungomare qui a Peglie, ma anche in altre piazze d'Italia, per poter dare un sostegno a chi effettivamente purtroppo ne ha effettivamente bisogno e ha necessità di essere supportato anche attraverso questo modo, a parte quelle che sono le istituzioni e tutto quanto il resto. Quindi AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in collaborazione con Asso Arma, e ovviamente ricordiamo anche il consorzio delle Proloco di Genova, che salutiamo, e sono appunto in giro con le bandiere della staffetta. Un saluto qui da Pegli e dal banchetto dell'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in collaborazione con il consorzio delle Proloco di Genova. Lasciamo il saluto finale alla nostra rappresentante della Nazionale Italiana Calcio Miss, Michela. Un ringraziamento alla ferramenta fivizzanese.